Buongiorno a tutti ragazzi, uno spiacevole imprevisto criticato molto duramente sul web. In effetti, martedì sera, ragazzi, quando il pontefice ha fatto visita al presepe allestito nella piazza, sarebbe stato preso da una donna straniera che voleva giustamente, ragazzi, ringraziarlo, quindi l'ha tirato con la mano e il Papa, ragazzi, l'ha schiaffeggiata sulla mano in modo un po', sapete, le persone comunque lo stanno criticando già brutto, un gesto davvero brutto, quindi diciamo che già, ciao Marina, questo Papa già non ha tutte le simpatie delle persone, però questo gesto, diciamo, è stato un po' eclatante. In effetti, vedere il Papa solo perché una fedele lo tira un po' la mano e schiaffeggiarla sulla mano, ciao Giovanna, ciao Lupus, non è tanto bello, quindi è stato una cosa proprio, diciamo, ragazzi, che sta camminando sul web, ma di brutto, quindi diciamo un gesto che nessuno si aspettava, il Papa che dovrebbe parlare di pazienza e di tutto, ragazzi, schiaffeggia una signora, una straniera che poi tutto il casino la signora voleva solo, sa, vedere il Papa da vicino, quindi non bisognava fare un gesto così. E lui ha detto io a volte perdo la pazienza, quindi ha ammesso, diciamo, l'errore, però dal Papa non ci aspettiamo un gesto così, diciamo, noi vediamo nel Papa una persona umile, una persona che perdona. È una brutta immagine, sì, Lupus, in effetti non è un modo di comportarsi, lo potrei fare io, lo potresti fare tu, diciamo, uno di noi sarebbe perdonato perché, ma il Papa stesso no, il Papa rappresenta Dio, diciamo, è un gesto così eclatante davanti a milioni di, davanti al mondo, ragazzi, diciamo che l'ha visto tutto il mondo questo gesto, non è che l'ho visto solo io, quindi sì, non è Cristo, però rappresenta, diciamo, la fede cristiana di tutto il mondo questo personaggio, quindi mo, indipendentemente, anche io non lo credo sinceramente, però, diciamo, per la religione cristiana rappresenta in questo preciso istante la parola di Dio, Dio. Però fare un gesto di questa portata, ciao, buon anno pure a te, Lucia, è stata una cosa che è stata proprio criticata da tutti, quindi diciamo lui ha detto a volte perdo la pazienza, sì, d'accordo, tutto quello che vuoi, ma non è che puoi fare questo gesto, lo so, Lina, però il Papa deve stare fermamente, cioè non si diventa Papa così facile. Cioè, un Papa deve sapere affrontare di tutto, quindi mo una semplice signora, una straniera, perché si vede nel video, parlava forse cinese o giapponese, non si, oppure qualche paese comunque, diciamo, straniero, comunque non italiana. Non va bene, comunque la signora voleva, gli avrà stretto pure la mano un po' in più, però non è un gesto da fare, cioè schiaffeggiarla proprio, tira la mano semmai, ma non fare quella faccia un po' dura e dai uno schiaffo sulla mano. Cioè voglio dire io, pure se ti avrà fatto male, per l'amor di Dio, no? L'ha fatto involontariamente, presa dall'euforia, tira la mano e basta, non è che tiri la mano e poi gli dai lo schiaffo. Sì, lo so, Lina, però qua si parla del Papa, lo so che nessuno è perfetto, ma qua questo rappresenta l'istituzione cattolica di tutto il mondo, quindi non è, diciamo, non è che non è accettato, oppure mi è stato criticato già di sé per sé, non piace a nessuno per il fatto di tutto questo casino che fa lui, in effetti, tutte queste religioni che vuole mettere insieme. Poi questo segno di stizza che ha fatto con la faccia, lo schiaffo. Cioè, io voglio capire che tu sei cattolica, ci tieni a Papa, però non è giustificato, come dice Maria, questo non è una giustificazione. Non è un buon motivo per comportarsi così. Quindi, purtroppo tu dici, vabbè, chi non ha peccato butti la prima pietra, ma questo Papa non ha buttato su. Sono tanti sbagli che sta facendo giustamente ultimamente. L'ultima volta ha messo, se vi ricordate, una statuina che era di un'altra religione, addirittura
Non è che sta facendo tutto bene sto Papa. Ultimamente ha messo una cosa pagana nel Vaticano, ragazzi, e l'hanno criticato. Una statuetta, vi ricordate? Quella lì della terra, quella signora che raffigurava la terra, una statuetta pagana l'aveva messa nel giardino del Vaticano. E allora qua non è che vabbè, chi ha sbagliato, questo sbaglia di continuo. Qui non si tratta di un errore, e qua si tratta di tanti errori, quindi io ti voglio capire che tu dici, vabbè, nessuno è perfetto, vabbè, ci sta pure, però questo ne sta facendo uno dopo l'altro a finale, quindi non è che io posso pure capire, l'errore ci sta perché anche lui è un uomo, d'accordo, però questo ne sta facendo uno dietro l'altro proprio da quando è asserito a pontificato, in effetti. Già questo pontificato è strano perché nessuno mai si era dimesso per far posto a un altro papa e già questo pontificato, già molte persone non identificano a lui come il papa, ma tutti vogliono Papa Ratzinger come papa, quindi non lo ci stanno tante persone sul web che non accettano il Papa, questo qua nuovo, Papa Francesco. In effetti, se parli con molte persone sul web, te lo posso dire perché io ho a che fare, tutti quanti dicono che il Papa vero è Ratzinger, quindi il tedesco, quindi dicono che questo non è il vero Papa perché non è stato fatto una cosa così fra di loro, diciamo. Quindi in effetti la metà del web è divisa a dire che questo non è il vero Papa. Quindi, quindi molti non lo considerano proprio Papa, appunto. Quindi molti sono proprio convintissimi, anzi fermamente, che il Papa è attualmente Ratzinger, anche se non sta lì e sta lui a posto suo, però per Papa loro intendono Ratzinger. Quindi tutti quanti poi hanno detto che questo è il famoso falso profeta, chi dice che l'anticristo porterà l'anticristo, diciamo che girano tante voci, allora certe volte uno, vabbè che di fantasia possiamo andare tutti quanti ragazzi, però a volte mi pare che un pochino di verità pare che forse a volte ci sta ragazzi, cioè uno vuole capire tutto quello che va, però vai a vedere, però tutti quanti stanno preferendo l'altro papa ragazzi, quindi diciamo che tutti quanti vorrebbero un'altra volta Ratzinger in effetti. Come dargli torto poi a sta gente? In effetti questo qua ne sta facendo uno dietro l'altro ed è giustificata la cosa che vogliono, non vogliono questo papa ragazzi, quindi non si può dare neanche tanto torto a queste persone perché questo papa ne sta facendo, diciamo, una ne fa e 100 ne penso questo. Quindi molti preferiscono l'altro papa, ma come dargli torto poi? Quindi diciamo che è così, ragazzi. Quindi diciamo la situazione è tutta strana. Però questo gesto che ha fatto, ragazzi, è stato molto chiacchierato su web e ancora ci stanno proprio fiumi. Se scrivete solo la parola papa sul Google, esce proprio, è proprio in qualsiasi lingua, ragazzi, lo scrivete, l'ho scritto in inglese. Esce sempre questo video del Papa che dà lo schiaffo alla signora sulla mano, ma lo potete scrivere secondo me pure in arabo, pure uscirà secondo me. Quindi diciamo che è stato un gesto brutto da vedere, dai. Io voglio capire che ognuno è un uomo anche lui, però da Papa di certo non si aspetta una reazione così. Vabbè, vedremo poi che cosa farà più avanti, quindi diciamo che continua questa cosa che tutti quanti dicono chi dice che è il falso profeta, chi dice che aprirà le porte all'anticristo, chi dice, no? A volte pure a me mi viene il dubbio, dici, ma forse è vera sta cosa? Perché questo voi, poi il Papa Nero nelle profezie di Malachia, se vi ricordate, in effetti il fatto del Papa Nero non per la pelle, ma perché i Gesuiti, il capo dei Gesuiti, ragazzi, indossa una tonaca nera. Quindi a volte delle profezie pure di Malachia, ma io non sono uno che crede proprio in queste profezie tipo Nostradamus, anche se a volte pare che le parole coincidono con i fatti avvenuti, però a volte dici ma fa che è vera sta cosa, quindi diciamo a volte il dubbio ti viene, anche se giustamente pensare una cosa così, quindi il Papa Nero dicono che sia Ratzinger, che sia Papa Francesco, perché l'ordine dei Gesuiti, il loro capo, indossa
una tonaca nera in effetti, quindi l'ordine dei Gesuiti veste nero, allora da qui il Papa Nero. Sì, 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 siamo tutti umani, però lo sa, dal Papa di certo un gesto così non si aspetta, ragazzi, quindi è stato brutto vedere, poi dice, guarda qui il Papa italiano, questo qua in Italia che sta facendo, cioè tutti quanti ne stanno parlando negli Stati Uniti, in Germania, ovunque ne stanno parlando, quindi diciamo che siamo sulla bocca di tutti. A Roma il Papa al Vaticano schiaffeggia donna, quindi l'ho trovato in un sacco di lingue, ragazzi, e quindi è davvero una brutta figura per noi italiani che comunque il Papa comunque sta in Italia, si comporta in questo modo qua. Quindi diciamo che tanti scandali che ci sono stati, quindi facciamo scandalo dopo scandalo, facciamo sempre, mettiamo sempre uno sopra l'altro. Una volta la statuetta pagana nel Vaticano. Sì, questa ci mancava, è vero, sì. Poi vediamo che succederà poi. Una volta una cosa così, una volta vuole unire le religioni, come ho detto io l'altra volta, non è per il fatto delle religioni, ma Islam e Cattolica sono due religioni differenti, due culture differenti, non potrebbero mai combaciare l'una con l'altra, quindi, ma non perché, io ripeto, un sacco di amici che sono, diciamo, questa religione qua dell'Islam, quindi islamisti, ma non si può mettere insieme queste due religioni. Come il buddismo non lo puoi mettere con la religione cattolica. Semmai sarebbe più facile mettere i testimoni di Geova con noi, mettere gli evangelisti con noi. Questo qui si potrebbe pure fare, volendo, perché siamo, non dico la stessa cosa, ognuno crede poi in cose diverse, però alla fine la religione è quella. Uno non crede nei santi, l'altro non crede nella Madonna, protestanti, però il buddismo non lo puoi associare al cattolicesimo, quindi i protestanti li puoi abbinare con i cattolici, però già Islam e buddisti non li puoi associare con un cattolico, cioè cercare di unire perché sono due cose differenti proprio. Cioè è come fare il sole e la luna, sono due cose proprio il contrario. Quindi come fai a unirle? Quindi perciò a volte questo Papa, poi il paganesimo ha inserito delle cose in chiesa pagane, quindi lo sappiamo tutti, adesso ha messo 4-5 statue, tutte pagane, è arrivato un gruppo di cattolici e pregavano questa statua. È passato un cattolico veramente cattolico, ha visto la statua pagana, l'ha presa e l'ha buttata, perché ha capito che quella statua non era di origine cattolica, perché lui sapeva la storia di quella statua. Quindi poi è andato a recuperare le statue buttate nel fiume e chissà mo dove stanno. Quindi diciamo è un po' un casino ci sta, ragazzi, dai. Oh no, non è che chissà dove saranno queste statue. Allora tutti quanti hanno detto se ti fanno dei regali, perché tu vai in Amazzonia, vai girando il mondo, non si, portale a casa tua queste statue, non le mettere nel Vaticano. Ma guarda, Lupus, in effetti la signora si vede dal video perché l'abbiamo visto tutti, poi ha tirato un po' la mano, gli ha tirato, forse mm, avrà sentito un po' di dolore sicuramente, però fare quella faccia e poi dargli lo schiaffo lo poteva evitare. Quindi qualcuno ha detto no, quello era forse l'avrà fatto male, cioè ma cosa poteva fare di tanto male a una mano al finale? Non è una parte, diciamo delicata, come ti devo dire, che tu puoi far male. Alla fine, pure se mi tirano la mano, io non credo che mi puoi fare male. Oppure non è che ti ha dato un pizzico, sai? Alla fine stringeva la mano, non credo che, per quanto poi è un uomo, non è fatto una donna, quindi penso che un po' di forza ci sta da parte di un uomo. Quindi, ma sì, avvocate, ma è normale. Questa, la faccia che ha fatto, il gesto che ha fatto, già la faccia è stato brutto vederla così. Poi gli ha dato lo schiaffetto, anche se l'ha dato poco, diciamo, di poco, però è stato molesto, diciamo, vedere così il Papa, vedere questo comportamento. Tu ti aspetti il Papa tipo un angelo, e poi non è così, quello è il discorso. Se l'avrebbe fatto un altro è normale che
nessuno di noi l'avrebbe giudicato perché è anche normale, se lo faccio io, lo fai tu, lo fa Lupus, o chiunque lo fa, e me è normale, ci può anche stare, ma il Papa no, qua parliamo del Papa, non di una persona normale, qua si parla del primo proprio cattolico, diciamo, del mondo. Quindi diciamo che noi dovremmo imparare da lui. Ma no, non si tratta di scandalizzarsi, no? Figurati, ci sono cose peggio. Però poteva evitarlo, questo sì. Vabbè ragazzi, vi auguro buona continuazione e ci sentiamo più tardi con altri video, quindi mettete voi un commento su cosa ne pensate su questa vicenda. Quindi lo so che la maggior parte già l'ho visti i commenti, però dite la vostra e fatemi sapere. Ciao a tutti. Poi semmai metto il video, diciamo, dove fa questo gesto, lo metto nei commenti e poi andate a vedere se qualcuno ancora non l'ha visto. Ciao a tutti, ciao Avvocatella, ciao Lupus e ci sentiamo dopo. Ciao ragazzi. Ciao pure a te Maria.